Buongiorno, bentornati sul canale, benvenuti in questo video discesistico con il buon Davide su Turbo Levo SL. Scivolato. Siamo zona Aidussina in salita. Andiamo a girare sui sentieri di Aidussina. Saliamo un po' su asfalto, un po' su sterrato. Ho resistito 2 chilometri più o meno sull'asfalto in salita con la mountain bike e dopo ci siamo buttati dentro questo trail molto molto bello, un po' viscido oggi, tecnico il giusto. Qua la Keneversell di Davide, se non avete visto il video del bike check ve lo lascio linkato qua. Allora, siamo venuti per fare discesa e quindi devo ricordarmi due cose per la salita. Uno, andare a ritmo endurista e no cross country, e due, non seguire Davide perché lui va più forte, se no arrivo su che sono finito. Davide, bunny hop. Cioè, incredibile, in discesa, fermi. Sì, mollati, che morbido. Bene, Aidussina Trail. A un certo punto noi dovremmo puntare verso destra, tipo qua. Vado dritto, perché se andiamo a sinistra scendiamo. Dai, proviamo dritti. Cioè qua torniamo su. Bello, bello, bello. Questo arriva fin giù a vedere la mappa. Bello quella contropendenza qua. Se magari mettere un rapporto. Comunque Davide, volevo dirti che questi signori che stanno in silenzio in mezzo al bosco sono cacciatori.
qua già una variante. Droppettino. Troppo incazzato? È andato sui sassi. No, che rischio, chiusa anteriore. Bellissimo, ma questo, cioè, arrivi in discesa, bello dritto, prendi velocità, qua devi passare in mezzo, ma poi hai radici e un altro piccolo drop. C'è un po' di spazio, Davide. No, non l'ho visto. Niente. Atterrare sulle pietre lì non è una buona idea. Bello il ponte con la retina perfino. Tutto ok? Ah, non l'ho visto, bravo. Come abbiamo perso quota qua, nettamente più viscido. Canalo.
Occhio al ponte senza rete. Mentre spingiamo su questo bellissimo trail che abbiamo fatto proprio ora in discesa, ma ho sbagliato, stavamo entrando in casa di qualcuno. Vi spiego perché siamo venuti qua. Oggi il programma era di trovarsi con il buon Manuel e fare un po' di scuola, un po' di corso di MTB. Qua c'è un altro sentiero, ma ovviamente torniamo a casa di un altro. Invece ci siamo trovati soli perché Manuel è bloccato con il collo, quindi siamo venuti lo stesso giro da soli all'avventura. Faccio adesso un bilancio perché probabilmente torniamo alla macchina, a parte il vento che onestamente oggi sta soffiando un po' così a caso e rende le risalite fastidiose. I trail qua sono probabilmente fighissimi, dico probabilmente perché ne abbiamo visto uno e mezzo, forse ne abbiamo visti un paio di quelli che volevamo fare, belli, anche se viscidi, comunque divertenti, dei passaggi un po' tricky, ma ci sta, e diciamo vederli per la prima volta ha senso un attimo fermarsi e magari guardarli con calma. Non siamo soddisfatti della lunghezza del giro e dei trail che non abbiamo potuto provare perché probabilmente il fatto che sia in piena stagione di caccia, abbiamo visto almeno 3-4 cacciatori molto vicini ai sentieri che abbiamo fatto, volevamo fare, fa sì che molti sentieri siano chiusi, proprio recintati. Quindi un po' per non rischiare e un po' per non andare in cerca di infastidire i local, rientriamo. Sarà l'occasione per tornare. Peccato.